concetto. Questa terra qua è nostra, dei Veneti. Questa non è terra italiana. Questa è terra nostra che mi scippa. E non è passato 200 anni, non è prescrizione. Cioè è come se noi altri fossimo padroni di un condominio. Quelli che c'è dentro dice siamo noi paroni, ma noi altri che abbiamo carte per dimostrare che quel condominio è nostro. E cosa dobbiamo fare per avere in drio il condominio? Dobbiamo andare dal giudice giusto, che è il giudice che può discutere, il giudice che non è in grado di discutere, nel senso che è il giudice penale amministrativo, che è la corte degli stati. Ma quando ti deve alla corte degli stati ti deve da bussare in una determinata maniera, nel senso ti deve da dire se si costituisce secondo le leggi internazionali, è un po' complicato, però siamo pronti per fra un anno o due, siamo pronti. Allora qual è il discorso? Che grazie a un'iniziativa dei vari comuni, l'anno scorso abbiamo fatto questo procedimento, che abbiamo chiesto alla regione di fare una legge che riconosce che noi altri veneti che abbiamo una eredità storica, culturale, identitaria differenziata dal resto d'Italia e che quindi abbiamo il diritto di essere riconosciuti come virgolette minoranza nazionale, cioè così come il Sud Tirolo ha le scuole bilingue, ha i SUI che lavora dentro l'amministrazione, ha l'autogoverno fiscale, noi paga l'IVA, eccetera, eccetera, anche noi altri abbiamo diritto. Ma non stai facendo ripetere 100 volte, io non so di parlare di un territorio, so di parlare di un popolo, di un'identità, so di parlare dei Veneti, quindi Venezia-Istria, quindi da Bergamo, Filistria, Colludine, non so di parlare della regione Veneto, sto di parlare di una questione etnica, se vuoi. È un popolo, però per il momento il nostro condominio occupa, noi magari con il suo, che è nostro. Cosa è successo? È successo che sta legge della regione Veneto mi ha intanto riconosciuto che esistiamo e che abbiamo i diritti previsti dalla legge internazionale. Allora, Aggregazione Veneta è l'organizzazione che rappresenta questi diritti in termini legali. Qua sotto leggi troverete da una parte la legge di riconoscimento dei diritti di minoranza nazionale che ha fatto la regione Veneto. Adesso perché che sono qua a me a parlare e non Zaia o qualche altro politico? Perché la legge l'ha scritta a me. La legge l'ha scritta a me, ho trovato a suo tempo il sindaco Mazzorato, che adesso non è più sindaco, che l'ha cavalcata, l'ha portata ad altri comuni, prima che avevi visto Santa Lucia di Piave, praticamente era tra comuni trevigiani, prima Resana, dopo Segusino, dopo che sta Gran Torto Padova e dopo Santa Lucia di Piave. Questi 4 comuni complessivamente faceva 25.000 abitanti, bastava 20.000 ricompresi secondo il meccanismo che abbiamo portato la questione dentro. Praticamente i comuni che ha proposto di fare una legge, si chiama legge di iniziativa degli enti locali, al che purtroppo è roba si è un po' insabbiato. Allora ho trovato un consigliere dell'opposizione che ha obbligato la discussione, bisogna che lo dica, questo consigliere è Conte, ex leghista, già assessore della regione, passare nelle file del Tosi, e praticamente per tutta una serie di circostanze, voi altri l'anno scorso a fine anno avevi sentito parlare per settimane del dialetto a scuola. Io era devo mascherare che era questa legge in corso di approvazione, ma questa legge non parla per niente di lingua, parla di identità, di storia, di minoranza nazionale. Dice praticamente che i veneti è riconosciuti dalla legge e quindi che spetta, eccolo qua, al popolo veneto, di cui gli articoli 1 e 2 dello statuto regionale, ve leso un attimo il tecnicismo, ma guardate che dopo quando chi va a votare sapeva beh o mai cosa si votava, forse mica aveva capito la portata epocale di sta roba. Si devo toccare qui? Sì. Al popolo veneto, di cui gli articoli 1 e 2 dello statuto, perché
statuto regionale che è scritto testualmente già dal 71 che al popolo veneto spetta diritto di autogoverno, cioè noi altri dovremmo avere l'autonomia dal 71 in realtà. Allora che si è scritto che al popolo veneto, che si è scritto nella legge, di cui è la legge statutaria ma avete già legge del 71 e che c'è un motivo per cui si sta ripetuto, spettano i diritti di cui è la Convenzione quadro della protezione delle minoranze nazionali. Se clicca là, o se no andassi sul sito, trovai questa Convenzione quadro. Cosa dice quella Convenzione quadro? Dice che noi altri abbiamo diritto di avere l'insegnamento a scuola della nostra storia, la nostra identità, la nostra lingua, se l'abbiamo. La lingua ancora non si è riconosciuta, e questo è un razzismo dello Stato, perché la lingua veneta non va niente di meno della lingua friulana o della lingua ladina o dell'occitano o di altre lingue che si sta riconosciuta. Ma proprio niente di meno, casomai abbiamo tante robe di più, nel senso di quantità di libri, di autori, se sta una lingua ufficiale dello Stato, questo è evidentemente un razzismo dello Stato. Allora, quella convenzione dice che noi altri abbiamo diritto a queste robe, ma abbiamo anche diritto dei canali televisivi, abbiamo diritto ai posti pubblici riservati per noi, abbiamo diritto che i professori siano veneti, perché i sappia la lingua veneta, o quantomeno i sappia la lingua veneta, che i prefetti non siano tutti non veneti. Per esempio, come mai non che siano prefetti veneti né in Veneto né altrove? Qua abbiamo prefetti siciliani, in Sicilia che siano prefetti siciliani, e i prefetti veneti dove sei? Non ve ne sei? Siamo tutti cretini? Siamo tutti cretini. Allora, dopo c'è venuto fuori, che anche Zaia questa cosa l'ha fatta notare, che se i punteggi, questo si sa da sempre, nelle università, nelle scuole, noi altri veniamo penalizzati con i voti, abbiamo voti più bassi. E perché dico penalizzati? Come si fa a sapere? Perché che c'è dei test internazionali che vengono fatti da organismi internazionali tipo l'OSCE, e va a vedere questi putei, si si buoni fare de conto, si si buoni scrivere, si si buoni parlare. E va in tutte le regioni dell'Europa e viene fuori che i veneti sono all'eccellenza nella matematica e nella letteratura d'Europa. Cioè, qua abbiamo i punteggi più bassi, anche dopo ti sei escluso dai concorsi pubblici, non ti puoi andare a fare, e ora dentro e dopo che sei tutta gente che non ti riesci neanche a capirte, non ti capisce la mentalità, non conosce la storia, non conosce il territorio, e ti dice tu hai un dialetto? No, c'è razzismo istituzionalizzato. Allora, noi altri abbiamo, ma dopo che c'è proprio un altro razzismo, come mai si salva le banche della Toscana e non si salva quelle del Veneto? Noi altri abbiamo denunciato tutte queste robe alla Corte Costituzionale 2 mesi fa e miracolosamente adesso si vuole salvare le banche. No, un'altra roba che prevede questa convenzione quadro sulle minoranze nazionali è il fatto che, essendo che noi altri abbiamo un'identità e una cultura da salvaguardare, non si può andare a distruggere l'identità e la civiltà dei posti. Allora sono da, insieme con un altro, dal sindaco di Bagnoli di sopra, dove che c'è in mezzo ai campi, che c'è una caserma con 700. Rispettare la nostra identità. Questo ancora ad aprile, a maggio. Settimana scorsa il ministro dell'interno Minniti ha detto che il centro di Bagnoli vedrà chiuso. E non è casuale. Non è casuale. Se 6 mesi che c'è questa legge e voi altri non vedi più una televisione denigrare i veneti per la sua lingua, per la sua parlata, per la sua cultura. Invece che una trasmissione come stasera, che parla di identità, di cultura, di storia, che valorizza la cultura e la storia. Se fosse la prima volta della storia d'Italia unita che i veneti non vengono tolti in giro. Legge 28, allora, veneta.link, trovai tutto, trovai le leggi, le spiegazioni, nella sezione moduli trovai il modulo per potervi registrare, per dichiararvi veneto. Qua dopo che si sa dei moduli stappai, per chi non ha voglia, però vi consiglio di andare sul sito, dopo vi spiego. Puoi dichiararti veneto direttamente online. Ecco qua che c'è il formulario, puoi dire direttamente nome, cognome, dati, eccetera, vi registrare e
che vuole carta identità scannerizzata, altrimenti può editare il modulo di dichiarare Venetis, è gratuito ovviamente, e via. Beh, guarda che c'è anche chi che lo vende veramente, che c'è gente che ci fa pagare 30-40 euro, tutta gente che adesso sì. Dunque mi volevo trovarvi la pagina su chi siamo, vabbè. Qua potete trovarvi, a parte i video, e prossimamente troverei i video di questa serata. Allora, Aggregazione Veneta si occupa di raccogliere e valutare le dichiarazioni spontanee, di rappresentare istituzionalmente. Infatti noi altri che abbiamo chiesto alla Corte Costituzionale e agli enti internazionali di intervenire sulle banche, e adesso desidero dire che non dovrà essere i correntisti e gli investitori a pagare il fallimento, ma noi altri non me va bene, perché si sta fatta una roba anche incostituzionale, perché si sta trasformando dei risparmiatori in investitori, quindi violando la Costituzione. Bisogna che mi porta in Rio i 7 miliardi per intero. Noi altri faremo la rappresentanza di questi interessi, che evidentemente rappresentiamo una serie di associazioni di identità, cultura, cioè a nome dei veneti non va da parlare un altro governo, va da parlare i veneti, le associazioni di cultura e di identità dei veneti, magari un domani sarà un sistema elettorale dei veneti, va da votare i veneti, non va da votare i residenti non veneti. Cioè che c'è gente che confonde i residenti della regione Veneto con i veneti. No, i residenti della regione Veneto al 13% ISE neanche italiani, un altro 20-30% ISE italiani ed europei, cittadini romeni. Dovete sapere naturalmente che i cittadini europei hanno diritto di votare alle elezioni comunali, cioè i romeni che sono residenti votano al comune, Sapevi questo, no? Sì, i cittadini europei votano nelle amministrative, e se voi altri andate a abitare in Romania piuttosto che in Germania o in Inghilterra, avete il diritto di votare alle elezioni comunali e anche di candidarvi. Questo è la cittadinanza europea che vi dicevo, vi dà questi diritti. Nel momento in cui voi altri non fosse più la cittadinanza europea, non potete più farlo. Adesso potete andare in Inghilterra e farvi la residenza, nessuno vi chiede niente. Fra 3 anni, quando l'Inghilterra non sarà più Unione Europea, te dovrai fare il permesso di soggiorno, perché là la cittadinanza europea non avrà più valore. Allora, Aggregazione Veneta fa questo ruolo di promozione, eccetera, in realtà da raccogliere le dichiarazioni, cioè non dovevi andare dal comune a dichiararvi veneti, perché la legge 28 dice appunto, aspetta che la tiriamo fuori. La legge 28 dice, la legge 28 del 2016 è questa legge che ho scritto me, che si sta fatte delle modifiche dal Consiglio regionale, ma poca roba. In realtà si sta aggiunto questo pezzettino qua, e si sta aggiunto questo pezzettino qua, che fa confusione, e in Corte Costituzionale si discute di quello, e dopo mi ha costretto a cambiare questo, però questo qui l'ho scritto me. Come vedi, l'aggregazione delle associazioni maggiormente rappresentative di cosa? Degli enti delle associazioni di tutela dell'identità, cultura e lingua veneta, cioè gli enti e le associazioni di identità, cultura veneta aggregate, fa parte di questa aggregazione veneta e rappresenta, svolge il diritto di dichiararsi appartenente alla minoranza nazionale, cioè siamo noi l'anagrafe per dichiararsi veneti, cioè guardate, legalmente sì, italiani, punto, europei se preferì, e sarà qualcuno che ha anche la cittadinanza di qualche altro stato, però da questo momento, da dicembre 2016, è legalmente possibile, secondo una legge in vigore, dichiararsi veneti di nazionalità. Perché farlo? Perché in base alla Convenzione europea noi altri avremo tutta una serie di diritti. Questi diritti sono quelli che avevo detto prima e che porterà a un sistema come il Sud Tirolo nell'arco di qualche anno, però dipende anche se la gente se dà da fare, perché se restiamo che fermo in serata siamo in 30, vabbè, ma è questo perché? Perché nessun giornale dà visibilità.
non è questione. Stasera, fra l'altro, vi era una bella trasmissione di cultura e identità veneta, per cui fra un emerito sconosciuto, Aggregazione Veneta, e Alberto Angela, era più bello comodamente col culetto sul divano, con l'aria condizionata, guardarsi Venezia e anche delle belle robe. Per cui bisogna cercare di darsi da fare e per prima roba di dichiararsi. Allora, domande frequenti. Vi cosa detto i benefici che porterà questa legge? Qua se dei dubbi potete tranquillamente documentarvi o scrivere. Il modulo, ve lo faccio vedere, è questo qua. Eccolo qua, dichiarazione spontanea di nazionalità veneta, nome e cognome, se inserisse qua i dati del documento, che può essere anche straniero, perché noi altri come veneti riconosciamo anche quelli dell'Istria e Dalmazia. Infatti qua vedevo, questa è la casistica di chi può dichiararsi veneto, perché appunto essendo un fattore identitario, o ti sei nato sul territorio e comunque insomma ti hanno certe caratteristiche di tipo di discendenza, oppure te parli la lingua veneta e ti sei residente da un po' di anni, quindi te che hai assunto l'identità, quindi non è una questione del colore di pelle, è una questione di identità. Sentite sì qua residente da 10 anni e te parli la lingua veneta, o anche la lingua cimbra o ladina, stessina che parti là, o anche al friulano, te puoi dichiararti popolo veneto. Le lingue riconosciute se appunto quello che avevo detto, e dopo si spedisce. Questo è il modulo tradizionale da spedire. Qua se voi avete il modulo già pronto, basta fare con la fotocopia della carta d'identità, potete fare anche un fax, potete farlo anche col WhatsApp. Te compili, te fai una foto col WhatsApp che c'è scritto il nome sotto, te fai la foto anche della carta d'identità e è risolto il problema. Più semplice così non si può, è che vuoi pochi minuti. L'alternativa da oggi è quella di compilare direttamente il modello online, però bisogna che avevi la scansione, che potete sempre farla col cellulare, qua per la copia del documento di identificazione, quindi dovevi farvi prima la scansione del documento, dopo mettervela dentro il computer o il cellulare per poterla inviare, altrimenti noi altri non potevo. Eccole qua, queste sono le lingue, che è l'italiano, che è quello del Brasile, nessuno aveva detto ancora di noi stasera, ma in Sud America, in Brasile in particolare, che c'è circa 2,5 milioni di discendenti veneti, di cui la maggior parte parla veneto come se devo parlarlo mi, e i sei discendenti di quei che ha dovuto scampare dopo l'annessione dell'Italia a causa della fame e delle tasse, perché appena arrivai gli italiani hanno messo una tassa sul macinato, per cui sale, zucchero, caffè, farine, tutto quello che veniva a a livello di mulino, che era una tassa gravissima, per cui abbiamo avuto la pellagra. Per la prima volta in 4.000 anni di storia abbiamo avuto la fame. Gli altri non hanno mai conosciuto la fame fino all'identità d'Italia. E qua adesso vedete che c'è il friulano, il ladino, il cimbro. Il cimbro è quel ceppo germanico che si parla in parte dell'altopiano d'Asiago, gran poco, e nei monti Lessini. In realtà bavarese del 500, quando migliaia di persone, perché i territori là era sotto il vescovo, a quel tempo sotto il vescovo di Trento, se non mi sbaglio, praticamente che portava migliaia di persone, che dopo però parla tutti anche il veneto. Te puoi anche essere uno di lingua madre croato, ma essere veneto di discendenza, oppure sloveno, albanese, perché l'Albania è tutta la costa dalmata, portoghese brasiliano, perché c'è questo 2,5 milioni di veneti discendenti che sarà, e anche alcuni pezzi della costa della Romania, tipo la Tulcea, dove era empori veneziani, e parla ancora veneto. Quindi questo è il modulo di dichiarazione. Vedevo un attimo, legge e diritti, dov'è che... proprio oggi che avevo scritto, non lo trovo, cultura, contatti, non vedevo.
No. Chi siamo? Qua se non ce l'ha sotto chi siamo? No. Sotto cittadino? No, trova subito. Eccolo qua. Questi sono alcuni diritti principali diritti che la legge mi dà. Diritto che la cultura, l'identità, la lingua, la storia veneta, in generale il patrimonio culturale materiale ed immateriale. Questo concetto va spiegato. Patrimonio culturale, i testi scritti, le opere d'arte, scultura, ma anche l'architettura, le ville venete, il paesaggio culturale, il paesaggio, perché si fa delle colli del Valdobbiadene, del Conegliano, patrimonio dell'UNESCO? Perché essendo opera dell'uomo che plasma la natura, non è né opera dell'uomo né opera della natura, è un'opera d'arte, è patrimonio culturale da tutelare, quindi che va protetto per l'UNESCO finché non lo brusemo con troppa chimica. Poi Venezia è un'opera d'arte in sé, questa roba va protetta. Questo è patrimonio culturale materiale, è patrimonio culturale immateriale, cioè le lingue parlate e la musica, le opere d'arte teatrali, gli scritti. Allora il patrimonio, anche i modi di dire, allora questa roba qua va protetta. Quindi fra qualche anno, come oggi ti vai sul Tirolo, ti catti sempre nel ristorante qui a vestire da sul Tirolo, che quando va a casa si mette i jeans e lo fa per il turismo, ma c'è anche una sua forma di costume, Heidi. Fra qualche anno vedrai queste robe qua anche da noi, che è molto utile per il turismo, perché se vado sul Tirolo, sì che sei belle montagne, però mangio il Wuster, lo speck, i canederli, mangio le robe sue e faccio una immersione in un altro mondo, e quando torno a casa comincio a mangiare le nuove robe, però magari al supermercato vedo un canederlo, mi faccio un piccolo viaggio, mi faccio il canederlo in casa, e allora che sia un'esportazione dei prodotti. Noi altri praticamente, dopo che abbiamo come patrimonio anche culturale in termini di produzione una straordinaria cucina, abbiamo 400 formaggi soltanto nella regione Veneto, la Francia fa 400 formaggi tutta intera, il Veneto fa 400 formaggi io solo, per dire. Allora, patrimonio culturale, materiale e immateriale, quindi devono essere rispettati, preservati e sviluppati. Questo dice la legge. Cioè, non è che se fermiamo a leggere Goldoni, bisognerà valorizzare e quindi promuovere e quindi finanziare il teatro in lingua veneta contemporaneo, quindi con la produzione in lingua veneta, la stampa, l'editoria, eccetera eccetera. Diritto a non vedere modificata la proporzionale etnica, questo so che vi piace, cioè attualmente abbiamo ufficialmente il 13% di cittadini non italiani. Questa percentuale non può più crescere da quando c'è questa legge. Preservati, sviluppati dalle politiche dello Stato. Diritto a non vedere modificata, scusa, non sbagliare, non venire assimilati forzatamente alla maggioranza. Cioè questo è un concetto importante. Se ti noti che modo di esprimere la tua cultura, la tua identità, de fatto ti viene schiacciata da quella maggioritaria. Questa roba si è vietata dalla legge internazionale, si chiama assimilazione forzata e fino adesso io l'ho fatto, da questo momento è illegale. Ed è importante perché fra poco chiudo, arriviamo al discorso del condominio, se non rispetterà questa legge scatterà in automatico il diritto di secessione. Diritto alla salvaguardia e protezione dei paesaggi culturali, che ne abbiamo già parlato prima. Diritto alla conservazione del patrimonio storico, artistico e architettonico. E sembra la ripetizione, ma in realtà non è così, perché il patrimonio architettonico è anche proprio le prospettive. Se da fare un'autostrada, piano, se te mi spacchi fuori a campagna, non va tanto bene, troveremo una soluzione. Il gatto da far passare i tralicci della corrente elettrica, piano, andiamo a interrare.
diritto alla promozione e conservazione del patrimonio culinario ed enogastronomico, diritto che a scuola e negli istituti superiori si ricevono vari insegnamenti sulla identità, cultura, storia e lingua, diritto ad avere istituti di formazione principalmente in lingua e cultura della minoranza, che c'è qualche intelligentone che pensava che minoranza significa che noi altri siamo minoranza a casa nostra. No, noi altri siamo maggioranza a casa nostra. Purtroppo dice che a casa non è nostra, però siamo sempre maggioranza. Allora, rispetto alla casa che io ridise essere la casa unita, noi altri siamo una minoranza, ma maggioranza nel territorio. Non è complicato, che c'è qualche genio che non aveva capito. Diritto che la rappresentanza della minoranza sia visibile mediaticamente, cioè bisogna che chi rappresenta queste robe possa essere. Questo è un diritto che attualmente si deve violare, evidentemente. Diritto che gli impiegati pubblici e anche i poliziotti parlino la tua lingua. Diritto a vedere una parte dei posti pubblici riservati ai veneti. Diritto a non essere discriminato o offeso per il fatto che sei veneto. È successo? A chi? No. Nel momento in cui ho fatto l'ufficiale a Roma, avevo un mio superiore, che dopo ho fatto il tenente, avevo un mio superiore che allora era tenente, e per il fatto che ero polentone, mi faceva strisciare sugli arbusti spinosi. Questa è una cosa proprio reale. Un'altra cosa reale che mi è capitata, dove c'era il generale della caserma che ha detto ora sono aperte le ammissioni come ufficiali nell'arma dei carabinieri, però dico subito che il 90% che verrà accettato come domanda sarà esclusiva dei meridionali. Sì, vabbè, questo non era solo esclusivamente contro i veneti, ma contro i polentoni. Invece che c'è stato un fotografo famoso, Toscani, che ha dichiarato alla stampa che i veneti sono figli discendenti atavici di ubriaconi, loro, le loro madri, le loro nonne, e si sta assolto. Perché c'è un razzismo istituzionalizzato. Adesso, se lo fa adesso, rischia la galera per razzismo con questa legge qua, perché c'è un diritto umano fondamentale. Diritto alla cartellonistica stradale bilingue dove la richiesta è sostanziale. Attenzione, se in paese voi cartelli stradali bilingue, che è la norma, ma devi essere in numero sostanziale, è l'espressione che usa la legge. Cosa vuol dire sostanziale? Non lo so, però il 20% bisogna che sia. Quindi il 20% della popolazione si dichiara veneta, dopodiché fa i cartelli stradali, anche quelli provinciali. Diritto a un maggior peso elettorale degli appartenenti alla minoranza in modo di non essere assimilati dalle leggi elettorali ordinarie. Questo è quello che ha come diritto la Val d'Aosta, il Sud Tirolo, il Friuli Venezia Giulia, prossimamente gli sloveni, minoranza slovena. Ecco, questo è quello che si sta messo sul sito, che c'è una serie di ricadute su queste robe qua, gli impiegati, i professori, i prefetti, i magistrati, i giornalisti della TV, e quindi anche una rappresentazione dopo, anche una visibilità dell'identità veneta, della cultura veneta che viene dopo. Allora, che c'è però un problema. Ovviamente una roba così al governo non sembra bene. E il concetto è questo: come è possibile, dice il governo, che una regione faccia una legge di sta portata qua? Questo è stato il mio contributo, cioè studiando la Costituzione, in Costituzione che sono le lingue minoritarie, quello è lo Stato che lo decide. Ha fatto una legge che me la scuso noi. Questa legge è del 98, però alle minoranze linguistiche non vi viene da questi diritti qua. Le minoranze nazionali infatti sono un'altra roba. Le minoranze nazionali che ha anche un sentimento di appartenenza che è diverso, cioè uno può benissimo parlare furlan e sentirsi perfettamente italiano, o parlare sardo, che è una lingua riconosciuta, e sentirsi italiano. Uno può parlare italiano ed essere svizzero, o anche essere dell'Istria. Cioè la lingua non è identità. Se uno parla inglese, è inglese? No, può essere australiano, americano, può essere addirittura africano, indiano. Quindi parlare inglese può essere da un qualunque dei continenti. Dove c'è
l'Inghilterra, cioè la lingua inglese ha una sua identità, ha una sua cultura, una sua storia, ma che c'è la letteratura inglese indiana che parla di altro. Allora, le lingue sono una roba, la minoranza nazionale sono un'altra. La Costituzione, in realtà, che noi altri adesso, perché si è salvato fortunatamente, è una Costituzione che in realtà sarebbe federale, ma non gli ha mai applicato. E dice, per le materie che non si mai che non sono assegnate, non volete sapere che lo Stato fa la moneta, che in realtà la fa l'Europa, la difesa, che in realtà la fa la NATO, la giustizia, che in realtà la fa il Consiglio d'Europa, l'economia, che in realtà la fa l'Unione Europea. Lo Stato ha una serie di funzioni, dopo che sono le funzioni della regione. Allora, la regione, per esempio, ha il diritto di decidere chi fa le perforazioni per l'acqua, chi estrae il petrolio, così, chi tira sulla ghiaia dalle cave, competenze esclusive della regione. E allora lo Stato ha le sue funzioni, le regioni ha le altre. La Costituzione dice per quelle funzioni, quelle materie che non si sta specificando, non elencate, la potestà legislativa, cioè quella di fare leggi, spetta esclusivamente alla regione. Quindi in pratica la regione effettivamente aveva dei poteri molto forti che fino adesso tutte le regioni non si sta sfruttando. Allora, proprio questo sta il presupposto. Se volete andare sul sito della regione, ma comunque che arriva anche dal sito veneta.link, dove che c'è questa legge 28, troverai nella spiegazione di introduzione, a firma mia, spiega anche questo concetto. Comunque, articolo 117, comma 4, eccolo qua, sono andato troppo su, che si spiega appunto lo Stato ha, così facciamo anche un po' di Costituzione, perché fra l'altro che c'è il referendum sull'autonomia, dopo seguiamo un attimo, vi dico due parole, perché i due percorsi non sono assolutamente in conflitto. Cioè l'autonomia che si andrà a votare è quella del 116, che è una cosa ben diversa da quella del 117, lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: politica estera, rapporti dello Stato con l'Unione Europea, eccetera eccetera, forze armate, immigrazione, moneta, organi dello Stato, giurisdizione, cittadinanza. Ok, sono materie di legislazione concorrente, rapporti internazionali con l'Unione Europea. Cioè la regione ha delle possibilità di muoversi all'estero, sull'istruzione ha un'autonomia parziale, spetta, eccola in fondo, qua, spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Allora il governo ha detto no, ti devo calpestare le mie funzioni con questa roba, perché la competenza è mia, ma non si tratta di lingua, quella legge non parla di lingua, e se per quello che io dico tentare di far passare il concetto del dialetto a scuola, che non vi era dentro la legge. Allora praticamente il 5 di dicembre abbiamo l'udienza in Corte Costituzionale, perché il governo ha chiesto la cancellazione per intero di questa legge. Noi altri abbiamo presentato una memoria di 70 pagine, dove abbiamo fatto vedere tutto il discorso normativo. L'avvocatura dello Stato che ha avuto il coraggio di dire che noi altri non abbiamo storia, non abbiamo identità, che la nostra identità si perde nell'Unione d'Italia. Era questa l'espressione più o meno. Allora abbiamo scritto, sì, ho capito, però è in Istria chi che sei? Cosa sei che lo va? Cioè, è l'Italia. Però che abbiamo anche chiesto, oltre a denunciare il razzismo istituzionale dei mancati prefetti, dei voti più bassi, dell'assenza nel TV, della tassazione più alta, noi agreghiamo una tassazione effettiva molto più alta, l'evasione fiscale molto più bassa del resto d'Italia e fra le più basse d'Europa. Te da spiegarmi come è possibile che siamo nello stesso paese se in certe zone d'Italia se va dal 90%, come dice l'Agenzia delle Entrate. Come è possibile?
Come se è possibile che se te vai a Napoli te vedi la gente che guida in 3 senza casco su un motorino e se te lo fai qua ti arresta? Sono 2 paesi diversi allora, 2 leggi diverse. Allora praticamente che abbiamo denunciato tutti questi aspetti del razzismo, abbiamo affrontato queste questioni costituzionali e mi dispiace dire che la regione non ha detto niente su questa roba qua, non ha toccato il tema della competenza regionale e Zacchi Guillermo che abbiamo chiesto prima di giudicare alla Corte Costituzionale che i Medesesa sia ancora Italia, perché la legge 212 del 2010 che aveva cancellato l'annessione, ma anche partendo dal fatto che l'annessione fosse ancora valida, che abbiamo chiesto di spiegarmi quel decreto là che dava i voti al soldato italiano, che abbiamo semplicemente chiesto di verificare che effettivamente sia stato fatto un voto onesto. Allora, se Iori adesso cancellerà la legge, noi altri che avremo una prova provata di essere sotto un governo invasore, abusivo e razzista. I 3 elementi, insieme ad altri che siamo pronti, per presentare la causa internazionale. Cioè, la situazione è 2. O Iori mi riconosce i nostri diritti umani di autogoverno, di identità, cultura, lingua, e quindi anche fiscali, insegnamento a scuola e tutte quelle robe che avevo detto, oppure dovrà abbandonare completamente il territorio, perché porteremo la questione nella Corte internazionale. In poche parole, questa terra quasi è nostra. Potremmo accettare che l'etichetta che sia scritto Italia, purché la governiamo sostanzialmente noi tramite la legge internazionale. Se noi vuoi andremo a discutere, cioè con la legge che mi riconosce minoranze nazionali, che riconosco non che il condominio sia nostro, ma che mi spetta dei diritti su 5 piani i primi 3. Vabbè, puoi anche bastarmi per intanto di questi 3 piani, no, dammi, no, a dicembre si deciderà questa roba qua. Se mi dice no, il condominio non è tuo, noi altri sappiamo le carte e andiamo dal giudice che vada a discutere se il condominio è nostro. La Corte Costituzionale adesso ha da decidere se questa roba qua è stata una cosa valida, se sta effettivamente cancellato il Lombardo Veneto, e potrebbe dire effettivamente non è più Italia, potrebbe dire anche così. Adesso cos'è? Tutto il ventaglio possibile. Gli puoi dire non è più Italia, non mi interessa chi va a votare, ma non è più Italia. Gli puoi dire è ancora Italia, ma non era valido il voto. Gli puoi dire è ancora Italia, il voto era valido e se valida la legge sulle minoranze veneta. La sappiamo, aspetta. Gli puoi dire non è Italia, il voto è valido, la legge sulle minoranze nazionali veneta non vale per i veneti, vale per tutte le minoranze linguistiche, sarebbe un suicidio, però noi altri veniamo esclusi per il momento, perché dopo bisogna che mi riconosca anche noi, ma questo non lo farà perché non vi conviene, ne farà 3/4 dell'Italia come sul Tirolo. Questa la davo per poco probabile. Gli puoi dire la legge se valida, se Italia la legge se valida, questa sarebbe una bella roba. E dopo potrei anche dire la legge, l'annessione se valida, il voto se sta valido, la legge sulle minoranze non è valida e i veneti non avevano altro che italiani. Questo è quello che dice il governo. In questo caso noi altri ci faremo le nostre cartine e andremo a liberarci. Ma ricordate che in giro c'è gente che se deve mandare le persone allo sbaraglio, gli chiede per registrarvi dei soldi, gli promette di avere vita facile nei tribunali, e in Italia nessuno ha vita facile nei tribunali, perché nei tribunali sapremo come che va. Voi altri non troverete mai un avvocato onesto che vi dice che la legge viene rispettata bene in Italia. Non è vero, non è vero. Parlavamo prima in macchina per fare un concetto di che cosa è l'Italia, no? Secondo la Costituzione, in caso di emergenze, il governo può fare delle leggi, i cosiddetti decreti, che serve perché sono un'emergenza. Adesso non mi ricordo più se è del 66, 30, 70, adesso lo troviamo. Praticamente il governo per motivi di urgenza può fare una legge che si chiama appunto decreto legge, che dopo ha da essere convertito dal Parlamento in tempi brevi.
eccolo qua, il governo. Il governo, ciascuno 95, vabbè, lo troveremo un'altra volta, forse era 70. Allora il problema è questo, al di là del fatto che uno sia a favore o non a favore dei vaccini eccetera eccetera, adesso è stato fatto un decreto legge che impone con multe salatissime, è ancora la Regione Veneto che ha chiesto la cancellazione questo decreto legge sulla vaccinazione obbligatoria. Ma qual era l'emergenza? Perché a me non mi risulta che sia epidemie. Che aveva parlato tempo in Rio dell'epidemia della meningite. Dopodiché ci avevo fuori, eccolo qua, l'articolo 77. Il governo, quando in casi straordinari di necessità e urgenza il governo adotta sotto sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, che sono i decreti legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione e anche se sciolte sono appositamente si riuniscono entro 5 giorni. I decreti perdono efficacia fino all'inizio se non sono convertiti in legge entro 60 giorni. Qual era l'emergenza di questa storia? Allora, mettiamo che sia l'emergenza meningite. Te fai il decreto di emergenza per obbligazione di tutti a vaccinarsi per la meningite, non 12 vaccini. Non lo fa nessuno 12 vaccini. In Europa non esiste nessuno che obbliga la vaccinazione neanche di 4. Perché sono solo 3 stati che hanno le vaccinazioni obbligatorie. Quindi capì questo per usare un esempio di come lo Stato italiano se ne frega delle leggi. Vengo a parlare delle banche. I risparmiatori del Veneto Banca e del Cassa di Vicenza, Banca Popolare di Vicenza, e se andai là a mettere i soldi come se fosse sua musina, roba sicura, no? Borsa, non era speculazioni. Cos'è che ha fatto il governo? Va a obbligare le banche a trasformarsi da cassa di risparmio, quindi protette dalla Costituzione, perché la Costituzione dice il risparmio è garantito, cioè il fallimento delle banche di risparmio ha da pagarlo lo Stato. Invece le banche non di risparmio, banche di investimento, SPA, no, banche di speculazione. Quindi obbliga prima a convertirsi e dopo le fate saltare. Allora voi altri cosa voglio essere? Voglio essere veneti o voglio essere queste robe che vengo a raccontare? C'è tutto qua a scelta, però adesso che viene la scelta, prima non avevi la scelta, solo che questa scelta uno può anche decidere di non farla, ma non scegliere è sempre una scelta, cioè uno può anche assarsi a morire di fame. Se invece che teni, adesso abbiamo la possibilità legale, allora il 5 di dicembre per la prima volta in 3.000 anni, 4.000 anni di esistenza dei Veneti, in un tribunale di alto livello, perché c'è la Corte Costituzionale dello Stato italiano, che per quanto schifo non è uno dei posti peggiori del mondo, e viene rappresentata una questione identitaria veneta, cioè una volta che erano gli stati, un momento nel 1866 le popolazioni del Lombardo-Veneto che aveva diritto di votare sono stati scippai, adesso è la prima volta, il 5 dicembre, della storia che i veneti e anche quelli che fa parte dell'identità cultura veneta di fronte a un tribunale a dire siamo qua e questi sono i nostri diritti. La prima volta da 4.000 anni, perché erano gli stati ma non il popolo in quanto tale, in quanto identità, lingua, storia, cultura, che robe meravigliose che abbiamo visto.